Va ora in onda la rassegna stampa. No, a me il goulash piace con un po' di paprika anche. Passami la paprika che ci sta benissimo. Poi a quest'ora ti carica, hai capito? Goulash squisito. Ma chi è che lo ha portato stamattina? Ah, non devo fare domande. Buono comunque, buono, signori. Goulash per tutti. Ah, ce n'è anche per loro? Ottimo, cari ascoltatori, se ci venite a trovare negli studi di Radio Libertà entro mezz'ora, non di più, perché non so quanto resiste qui, è tutto un magna magna, non so se l'avete capito. C'è goulash, un assaggio di... ma è quello originale ungherese, giusto? Roba arriva, ma chi lo ha portato? No, non si può sapere. Signore e signori, buongiorno, e con questa splendida immagine, no, non vi sto facendo vedere il goulash, sto facendovi vedere una splendida artista che indossa la maglietta di Radio Libertà. Grazie a tutti coloro che ci vengono a trovare. Eh sì, perché io faccio entrare tutti, belli e brutti, ascoltatori, ascoltatrici, mezzo qua, mezzo là, chi non ha bene idea di cosa ha in mezzo alle gambe. Io non faccio distinzioni assolutamente, basta che non mi tocchiate il culo. E certamente per chi ci porta un piccolo omaggio mangereccio come il goulash o un bel salame o semplicemente un sostegno economico, beh ragazzi, oltre che offrirgli il caffè padano e distribuiamo i nostri gadget, e in questo caso la splendida maglietta di Radio Libertà che è indossata a dovere è veramente da moda. Se la volete, sono qua nei nostri studi, via Bellerio 41 Milano, fermata MM a Fori Centro. Con un grande saluto da Sammy Varin, buongiorno, c'è lui, è Francesco che anche quest'oggi è venuto a mangiare il goulash e ci fa piacere, perché comunque noi diamo da mangiare a tutti, assolutamente, anche a chi come te è molto affamato. Ci stiamo? Sapete di cosa sto per parlare, cari ascoltatori? Lo so che lo sapete. C'è un motivo per cui oggi ci sarà moltissima gente sintonizzata su Radio Libertà. Allora, Facebook, lo sapete, tiene fino a un certo punto. Quando siete in tantissimi si blocca tutto. Vi ricordo che c'è Radio Libertà su Facebook, ma questa trasmissione, la rassegna stampa, va in onda anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, che ha più di 1 milione di follower, e quella è più difficile da bloccarsi, capito? Oltre che su YouTube, cercando Radio Libertà. Poi c'è l'applicazione, cercate nell'App Store l'applicazione di Radio Libertà, la scaricate gratuitamente sul vostro cellulare, sul vostro dove volete, e quando cliccate sull'icona, plim, parte la voce di Sammy Varin, anche il video. Schiacciando canali salta fuori anche il video. Naturalmente dal computer c'è il sito radiolibertà.net, dal quale potete sbirciare anche le vecchie trasmissioni, gli articoli, i commenti sull'attualità, sempre molto spinosi. La cosa più importante, certo, è la radio DAB. Siamo in onda in tutta Italia nella banda DAB della vostra radio, si chiama Digital Radio. Quindi se avete un'auto recente o recentemente avete comprato una radiolina in un negozio, guardate, schiacciate il bottoncino DAB. A quel punto la vostra radio fa una ricerca automatica, sintonizza tutte le radio, naturalmente deve essere fuori estratta l'antennina in ferrite. Una volta sintonizzate le radio dovete cercare in ordine alfabetico Radio Libertà, e il segnale di Radio Libertà vi tiene compagnia ovunque, da Milano a Napoli, nessun problema. Certo, ancora in mezzo alle montagne ogni tanto qualche buco c'è, ma in pianura problemi non ce ne sono. Perché vi faccio tutta questa smangiassata? Perché so che la rassegna stampa di quest'oggi, ma io non lo so perché, ma guarda un pochettino. Vuoi ancora un po' di goulash? Sì, ne è avanzato, guarda. Sì. Il mio è con la paprika, però. Non me ne frega niente delle emorroidi. Oggi paprika go, assolutamente. Perché oggi vi interessa tanto la rassegna stampa di Sammy Varin? Ma chissà, ma perché? Perché mai? Allora, vado sul sito del Corriere per vedere come apre. Il Medio Oriente, raid su Gaza, tregua in bilico,
il gioco di Israele con i limiti imposti da Trump e la tentazione di Netanyahu, vittoria totale. Queste sono le solite chiacchiere. Poi c'è l'intervista anche sulla versione cartacea, oggi sul Corriere, ad Emanuele Fiano, signori. Sta cosa qua, lui non l'ha digerita, ma soprattutto vedete come la sinistra è molto in imbarazzo. Le urla, lo shock, poi ho visto il gesto della P38, ma non potevo farmi mandare via dai Propal, lo dovevo a mio padre. Insomma, l'ex deputato e piddino è stato bloccato in università, non ha potuto dire la sua e praticamente mi dicevano tu non devi parlare proprio, cioè sono solo loro che possono parlare. E questo è fascismo. Ha provato a dirlo, poi si è un po' aggiustato e chiaramente aspetto da voi ascoltatori un vostro pensiero, perché noi l'abbiamo sempre detto, fascisti rossi, quelli che non ti fanno fare o dire cose, ai nostri gazebo, i gazebo della Lega, le prendiamo sempre noi, quando arrivano questi, soprattutto a Bologna, ti sputano addosso. Per fare un banchetto sotto i portici di Bologna ci vuole la Digos, se sei di centrodestra. Capite un po'. Cominciate pure a darmi il vostro pensiero al 34067096659, potete dire la vostra. Comunque Emanuele Fiano intervistato oggi sul Corriere, ma quello che ci interessa a noi, sì, prendilo pure il goulash, ce n'è, è la visita di Orban, presidente ungherese, che è un caso che lì facciano buono il goulash. Orban in Italia ha visto la Meloni, ha visto il Papa. Quando proprio li ha visti tutti, e questo chiaramente è una cosa fatta appositamente, non poteva mica vedere prima lui, no, quando li ha visti tutti, ha fatto anche lui un giro al mercato? No, se no si incazzava ancora di più della Lagarde. Orban ha visto ieri Salvini. Basta con le politiche suicide UE. Poi rincara, io e Meloni patrioti vogliamo dare meno potere a Bruxelles. Signori, l'articolo di Marco Cremonesi sul sito e sul cartaceo, in una nota del leader della Lega, l'incontro viene definito affettuoso. Sì, ce n'è ancora di... Sì, goulash ce n'è per tutti oggi, per fare il punto sulla situazione internazionale con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici. Chiaramente, signori, se il Corriere è quasi gentile, si fa per dire, potete immaginarvi quegli altri, ma ve l'ho detto, oggi c'è un buon motivo per essere contenti di avere notizie un po' diverse dal solito. Fammi vedere la notizia, di quella di apertura di Repubblica, è quella su Gaza, la tregua è a rischio, l'IDF riprende a bombardare, Hamas ha violato i patti perché gli hanno fatto trovare un morto che c'era già, e quindi era un pezzo di morto che era già stato consegnato a Legher. Poi Budapest, attenzione, la notizia importante su Repubblica non è che Salvini ha visto Orban, è che Budapest attacca Repubblica, ragazzi. Come osa il centrosinistra? Inaccettabile, ragazzi. Provenzano, ambiguità nel silenzio della premier su Orban, così si indebolisce il paese. Ha attaccato Repubblica dicendo che aveva falsato un video, ma non è vero niente, naturalmente. E poi, certo, l'incontro, il primo ministro ungherese da Salvini, UE suicida, e rilancia il blocco anti-Kiev. La premier Meloni minimizza perché teme un malinteso con USA e Europa. Malinteso perché a quanto pare Trump odia l'Ungheria, odia questo premier. Ma non lo so, comunque vabbè, si ha paura, giustamente, non possiamo fare questa figura che siamo qui a sostenere. Ci torniamo, certo che ci torniamo. Intanto mi state già scrivendo a 34067096659. Oggi chiaramente è il vostro giorno, se siete sempre tra il gnacca e il petac
E quindi indecisi, scrivo, ma se scrivo dopo cosa dice Sammy Varin? Che cazzo vuoi che dico? Leggo il messaggio, no? Oggi è il giorno giusto per scrivere. Oh, voglio messaggi da chi non ha mai scritto. Me ne accorgo perché praticamente la riga è vuota, c'è solo questo vostro nuovo messaggio. Dai, fatemi godere. 340 67 09 659 e io, per farvi un regalo, parto dal cetriolone. Chi è il cetriolone? Ma è la Lagarde, signori. Guarda che la Lagarde l'hanno beccata al mercato, signori. La Lagarde si aumenta lo stipendio e denuncia il caro vita. Sì, la presidente BCE scopre al mercato di Firenze che per colpa sua i prezzi sono alti. Coldiretti, piuttosto pensi ad abbassare il costo del denaro per famiglie e imprese. Sì, mica che ci alza gli interessi però per abbassare, non facciamo scherzi. Il cetriolone è il titolo, secondo Sammy Varin, più bello che c'è quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, quindi alzate il culo, signori, andate a comprare Il Tempo. In un piccolo riquadro ma molto significativo, l'incontro Salvini-Orban, asse sui migranti e Green Deal, e Victor elogia il ponte. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo e Tommaso Cerno scrive: Orban, Lagarde e la vittoria del buonsenso. Se serviva una prova che le istituzioni europee, dalla Commissione di Ursula von der Leyen alla BCE di Christian Lagarde, volano tra Marte e Plutone, mentre qui sulla Terra noi raspiamo come polli, è arrivata con la visita al mercato di Lady Euro. Lady Euro, riportami a casa, Lady Euro, è una canzone, Lady Euro, certo. Serviva la plurigriffata regina del credito europeo, cantrice dell'austerity e sultana dei tassi, per spiegarci che i pomodori fuori stagione costano troppo e che lei, mettendo le mani avanti, deve essersi alzata lo stipendio proprio per questa ragione. Ma la nemesi del suo surreale siparietto da falsa popolana viene dal fatto che in quelle stesse ore il famigerato e straodiato dalle sinistre presidente ungherese Viktor Orban incontrava Matteo Salvini e ripeteva al suo alleato, leader della Lega, parole di estrema saggezza che condivido dalla prima all'ultima: l'Unione Europea non conta niente. Un assioma che si sposa perfettamente con il rincaro dei cetrioli e con chi ne rimane, come insegna la saggezza popolare: fregato. Non c'è nulla di destra né di fascista in questa asserzione, mentre c'è molta spocchia e aristocratico distacco in quella di Lagarde. La vittoria del buonsenso contro la burocrazia, signori, e questa è l'immagine della Lagarde che tocca questa, sta toccando la verdura e dice: mamma mia, quanto è cara. Signori, anche voi, massaie, casalinghe all'ascolto, voglio un vostro messaggio. Se non siete capaci di usare WhatsApp, fatevelo scrivere da vostro marito, da vostro figlio, fate un messaggio anche audio in cui gridate la vostra rabbia. 340 67 09 659, che io tra un quarto d'ora li trasmetto. Siamo ancora in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, che oggi intervista Graziano Del Rio. Il caso Fiano, un allarme. Guai a chi confonde Hamas con i partigiani. E qui c'è qualcuno, forse è il dubbio che avevamo, che non ha assolutamente studiato la storia, che non ha idea chi siano i partigiani, chi siano i fascisti, non gliene frega assolutamente niente. Sono a pari di bambini praticamente, i nostri bambinetti, i nostri ragazzini di 14 anni che non hanno idea di cosa possa essere il fascismo, hanno qualche infarinatura di storia ma minimale e quindi alla fine si lasciano attrarre da chi? Dai social, avete capito bene. L'Italia, come il PD, ha ancora bisogno di credere che le cose non si risolvono con gli slogan e che se no non si possano diffondere discorsi d'odio
senza pagarne il prezzo. Così risponde sull'attacco a Fiano l'ex ministro Del Rio. E quindi pagheranno il prezzo questo? Sì, ne siamo certi, come no. Entro dentro sul Tempo, ragazzi, perché il cetriolone di Lagarde è bello grosso. Guardate qua che paginoni, pagina 2, 3, guarda che guarda anche lui il cetriolone. Francesco è a caccia, ti piace il cetriolo? Boh, a me non mica tanto. Vuoi ancora un po' di goulash? Ce n'è, ma te lo passo. Il cetriolone di Lagarde. La presidente BCE scopre al mercato che i prezzi, per colpa sua, sono alti. E lei si è pure alzata lo stipendio d'oro. Il blitz a sorpresa tra i banchi di Firenze. Il cibo è importante, il costo deve scendere. Eppure lei se lo ha aumentato di 18.000 euro lo stipendio, più dell'inflazione, così ne intasca 700.000. E naturalmente ci ripete bene il quotidiano Il Tempo che cos'è la BCE, la Banca Centrale Europea, che svolge un ruolo cruciale perché ha il suo mandato principale nel mantenere la stabilità dei prezzi, puntando a un'inflazione vicino al 2% nel medio termine. E avete visto, meglio sentito, che cosa ci ha combinato in questi anni, come il mutuo ci ha aumentato di brutto e a diminuire. Fa molta fatica. Tutte le mosse della Presidente vengono qui riassunte, l'altalena dei tassi della BCE, con Christine 9 rialzi e 8 tagli, sì, tutti piccoli, non farmi incacchiare perché poi la Coldiretti va all'attacco di Lady Euro, riportami a casa, era Roberto Carlos, Newrant, senza vergogna, ora abbassi i tassi, attenzione, CQ, non facciamo scherzi, non so cosa potrebbe fare Lady Euro, riportami a casa, ma qualunque cosa fa mi mette paura. L'associazione, sto parlando di Ettore Prandini, lo candidiamo o non lo candidiamo? Prandini, critica duramente le parole dell'economista sull'inflazione. Attendiamo che si impegni per il futuro dell'Unione Europea, ed è proprio questa la cosa che mi fa paura. Pagina 3, asse tra Salvini e Orban, godo su migranti e Green Deal, e Victor elogia il ponte. Ragazzi miei, guardate che non c'è solo il quotidiano Il Tempo, però Il Tempo è quello, insomma, che spiega meglio. Qualunque quotidiano non può fare a meno, persino Repubblica, persino il Corriere, tutti quanti non possono fare a meno di parlare dell'incontro tra Salvini e Orban. Sintonia su come riformare la UE, il Premier apprezza le maglie del Milan e le foto con Berlusconi e il Papa, il faccia a faccia al Ministero. Un'ora l'affettuoso incontro al Meet tra Matteo Salvini e Viktor Orban per quello che è stata la prima visita di un capo di Stato in un ministero. Il vertice tra il leghista e l'alleato ungherese è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici e alle prossime elezioni ungheresi, delle quali hanno parlato in privato. Nel faccia a faccia non sono mancati scambi su altri temi di stretta attualità politica e geopolitica, come la pace, la dura critica al Green Deal e alle politiche suicide dell'Unione Europea. Il colloquio, come peraltro già era emesso dai passati incontri, è stato caratterizzato poi dalla massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina, questione che da sempre li vede in prima fila in Unione Europea nella battaglia sul contrasto ai flussi irregolari. Orban si è complicato per gli arredi personali presenti nell'ufficio del vice premier, definendo lo spazio familiare e accogliente. Ragazzi, chissà cosa c'aveva lì da fargli vedere. Particolarmente apprezzate, vabbè, le maglie del Milan e le tante foto presenti, da quelle di famiglia a quelle con i leader del mondo come il Papa, Berlusconi, Meloni. Salvini e Orban, come mostrano anche le foto diffuse dallo staff del titolare delle infrastrutture, hanno indugiato davanti al plastico del ponte sullo stretto, collocato all'ingresso del ministero, alla vista del quale Orban si è lasciato andare a diversi complimenti, per poi soffermarsi sul rendering dell'opera affisso in bella vista sulla parete dello studio di Salvini al MIT. Il ponte sullo stretto è un'opera che crea aspettative e curiosità
anche a livello internazionale, tanto che Salvini ha invitato lo stesso Orban ad assistere all'avvio dei cantieri che secondo le ultime stime date dal Ministero inizieranno entro quest'anno, quindi nei prossimi 2 mesi. Naturalmente poi dopo c'è Tajani che ha detto che la linea in politica estera dell'Italia la esprime il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri. Cioè, te lo immagini a Tajani che ancora una volta dice e io come i miei 2 gemelli, no? Che quando gli dai qualcosa a uno, arriva quell'altro e dice e io adesso sono più grandi, e se la tengono per sé questa frase, ma erano divertentissimi. Sì, mi fermo, però proseguo e racconto, e poi chiaramente lo proseguo su altri giornali per farvi ancora di più divertire. Intanto scrivete, ragazzi, scrivete whatsappini, anche audio, anche video, li guardiamo in diretta, inviateli al 340 6709 659. Scontro a Bruxelles, al Consiglio nordico la Presidente della Commissione von der Leyen, per quello che lei non c'era con i cetrioli a controllare se i pomodori hanno quella curvatura, no, praticamente al Consiglio nordico, la Presidente della Commissione, per quello che non era a Firenze, rilancia l'utilizzo dei beni congelati a Mosca, è giuridicamente valido. Von der Leyen insiste sugli asset russi, l'Ungheria cerca alleati per fare muro. Chi sarà mai non è nostro compito. Pensa alle infrastrutture, Marin. Pensa, dopo glielo diciamo, dopo c'è alle 9, c'è Alessandro Morelli, sottosegretario, e poi è l'uomo del ponte, e voi mettere. Il caso Fiano, signori, un allarme, non c'è spazio per chi confonde Hamas con i partigiani. Ecco la pagina 6 del quotidiano Il Tempo con Graziano Del Rio intervistato. Il senatore Piddino dice anche a sinistra dobbiamo fare una riflessione. Ma va? Ma no! Chi diffonde odio poi ne paga il prezzo. Noi riformisti argine dell'antisemitismo. Dite la verità, siete pieni di feccia fino a qui e vi fa comodo tenervela. Ranucci senza giacca, perché lui sì e io no? Alla Camera è un caso, ma la regola è flessibile, preferiva non indossarla. C'è una delibera dei questori degli anni *80, in alcuni casi non viene applicata, gli è stato proposto di prendere una di quelle in dotazione, ma lui ha declinato. Sì, perché l'ha lasciata sull'auto la giacca. Non ridere, Sammy. E poi giro ancora pagina, sono sul quotidiano Il Tempo, che oggi è potentissimo, ragazzi. Magari non l'avete mai comprato, però è veramente divertente oggi Il Tempo, e ci dà anche un respiro di sollievo. Bene, finito il respiro perché vado su Repubblica. Gaza tornano le bombe, tregua in bilico. Netanyahu ordina all'IDF massicci attacchi immediati e accusa Hamas. Ci inganna con i resti di un corpo già riconsegnato. Gli USA sono solo scaramucce. Ma in centropagina la manovra, Premier contro i ministri per i fondi non spesi. Questa è una cosa che dice solo Repubblica. La legge di bilancio arriva in aula al Senato, da domani al via l'esame. La Premier richiama all'ordine i ministri: prima di battere cassa con Giorgetti, spendete i fondi di coesione, visto che su tanti progetti rischiamo di essere in ritardo, e lancia una stoccata ai tecnici. Siamo un governo politico. Hai capito? Tu sei un tecnico. Che cazzo fai qua? Vertice della Lega per chiedere modifiche. Il governatore della Banca d'Italia Panetta dice le banche solide usino le risorse per la crescita e per l'economia. Bada ben di sinistra, di spalla. Ehi, non mi è mica sfuggito, È scritto in piccino picciò, ma l'occhio vigile e molto padano di Sammy Varin non si lascia sfuggire che oggi l'intervista del giorno su Repubblica e per il candidato della Lega e del centrodestra in Veneto. Stefani, la mia Lega cerca il dialogo e non è Vannacci. Sembra un italiano un po' poco corretto. È Annalisa Cuzzocrea che lo ha reso così. La mia Lega cerca il dialogo e non è Vannacci, ok? La mia Lega non è Vannacci, hai capito? È che quelli di sinistra sono troppo avanti, ti fanno il discorso difficile, così fai la figura dell'ignorante. Certo, noi lo siamo. Un numero smisurato di coltellati, uccisa nonostante il braccialetto. La triste vicenda di Jessica, sta pazzola custodio di Lima, uccisa a coltellate dal compagno. Di ieri la notizia, e oggi cerchiamo anche di capire perché questo benedetto braccialetto mi pare una ciofeca, ragazzi.
ragazzi, ma è roba cinese o ancora peggio, di che Corea, da che Corea arriva? Non si riesce a fare in modo che non si tolga, che non si spenga, perché questi ci fanno cacchio che vogliono con il braccialetto. Oh, vabbè, e siamo sempre su Repubblica, le brutte notizie non finiscono mai. Travolge un anziano in carrozzina, indagato Martinez, portiere dell'Inter, il secondo portiere dell'Inter. Pare che l'uomo disabile in carrozzina si sia spostato all'improvviso sulla corsia di marcia e probabilmente è stato inevitabile lo scontro. Stretta sul petrolio russo, Lukoil vende le sedi estere, colpa delle sanzioni. Siamo su Repubblica, signori, pagina 4. Qualcosa si muove? La mossa del gigante energetico è il primo segno che le misure di Trump, non dell'Europa, di Trump, stanno mordendo. Lavrov, non attaccheremo la NATO, e anche questa, insomma, visto che noi ci siamo in NATO, l'Ucraina no, però vorrebbe, vabbè, avete capito. L'ONU accusa Mosca, fa pulizia etnica con i droni sui civili. Il rapporto del Palazzo di Vetro, lungo il Dnipro, uccisioni indiscriminate per cacciare gli ucraini, crimini contro l'umanità. Sì, magari capiamo che non c'è soltanto il Medio Oriente e gli israeliani cattivi. No, non se ne vuole parlare, non se ne vuole parlare. Beh, allora io sa che faccio? Vado da Orban, o meglio, è Orban che è venuto qua. Sì, ce n'è ancora di goulash, che sta arrivando gente. No, guarda che si viene la Schlein, se gli piace il goulash alla Schlein, non ho capito? È tutto un magna qua, A mezzogiorno arriva, è tutto un magna. Orban da Salvini, UE suicida, siamo su Repubblica, e rilancia il blocco anti-Kiev. Il primo ministro ungherese a Roma, io e Giorgia patrioti vogliamo meno potere all'Unione. Al lavoro per una Visegrad 3 con Repubblica Ceca e Slovacchia, Tajani dice noi con l'Ucraina. Lorenzo De Cicco, ci rivediamo presto a Budapest a suggello dell'affettuoso faccia a faccia nella sede del MIT. Matteo Salvini saluta così l'amico Viktor, cioè Viktor Orbán, il vice premier leghista. Raccontano nella sua cerchia, lavora una trasferta in Ungheria a strettissimo giro entro la fine dell'anno, confida chi gli cura l'agenda. Il capo del Carroccio è entusiasta per la visita del primo ministro Magiaro nella sede del Ministero dei Trasporti, prima visita di un capo di governo a un ministero. Gongolano nell'entourage del segretario ex Lombard. Come dire, non è andato solo a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni ieri l'altro, e poco importa se l'appuntamento coincide con un annuncio che nel frattempo getta scompiglio nelle cancellerie di mezza Europa. Orbán lavora alla creazione di un blocco anti-Kiev nell'Unione Europea, già ribattezzato Visegrad 3. Ne fanno parte il capo del governo slovacco Robert Fico e il nazionalista Andrej Babis, fresco vincitore delle elezioni in Repubblica Ceca. Nell'Europa centrale il fronte pacifista sta crescendo, il commento di Orbán sui social, prima di infilare l'ingresso nel dicastero di Porta Pia. Un'ora filata di chiacchiere con traduttore a tu per tu con Salvini, grandi convenevoli, complimenti per la scalinata del MIT, per le maglie del Milan appese nello studio del ministro, per le foto con il Papa, con la famiglia, con Berlusconi, tutto molto accogliente, sentenzia l'ungherese. Focus sulle prossime elezioni a Budapest, fissate nell'aprile 26, quando Orbán andrà a caccia del suo sesto mandato contro il leader dell'opposizione democratica Magyar. Appuntamento a cui tiene lo stesso Salvini, visto che il leader ungherese è uno dei big della sua eurofamiglia, i patrioti. Nel chiuso del mito, Orbán si congratula per la stabilità del governo italiano, si fa spiegare come procede il ponte sull'Estretto davanti al maxi plastico. Salvini ricambia, loda il taglio delle tasse messo in pratica a est per sostenere le famiglie. A vertice concluso, la Lega diffonde una nota. Tra i temi affrontati, la pace, la dura critica al Green Deal e alle politiche suicide dell'Unione Europea. Altra frecciata a Bruxelles, con cui invece Meloni deve lavorare. Massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina, aggiungono i salviniani. Ai piani alti del Carroccio evitano di toccare invece l'argomento chiave della giornata, il patto anti-Kiev, che rischia di minare con il potere di veto le intese ai massimi livelli tra i 27. Un po' si sbilancia alla Camera il capogruppo Riccardo Molinari. Il ragionamento di Orbán ha senso, hanno problemi di rifornimento,
Ha senso che chieda una deroga per l'Ungheria sul gas russo. Poi la posizione del governo italiano sulle sanzioni è chiara. Sull'abbraccio Salvini-Orbani interviene intanto dall'Africa l'altro vice premier Antonio Tajani. È in Africa, poveraccio, titolare degli esteri, non poteva vedere Orbán, è in Africa. La linea in politica estera la esprime il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri. Le altre posizioni sono individuali. L'avete già sentita questa frase? Io no. In ogni caso, la linea del governo è chiara. Noi stiamo con Kiev. Tutti i forzisti sono allineati come soldatini. Abbiamo una visione diversa, insiste il Ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo. Se Orbán ritiene che l'Europa non conti nulla, dovrebbe impegnarsi per far sì che conti di più. E qua mi fermo, ragazzi, ma c'è spazio ancora per molto su Repubblica e solo per ridere io lo comprerei. Crosetto. Questa è un'altra argomentazione di oggi, ma sono le 8:01, devo andarmene, c'è la pausa. Crosetto, allarme infiltrazioni, attenzione, CQ, c'è ancora Gulas, chi ne vuole? Allarme infiltrazioni, italiani insospettabili sono stati corrotti dalla Russia, signori. L'articolo di Gabriella Cerami su Repubblica, ma c'è dappertutto. Su X la precisazione del ministro, fatti vecchi, e cita il caso buyout. L'opposizione vada in procura. Molinari, possibile anche nella Lega. In TV ci sono docenti universitari sempre allineati a Putin. Tan ta ta tan. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da un po' di tempo, cuore mio, non sei più tu. Sento che batti dentro me, ma niente di più. No, quell'amore che volevi non c'è più. Ma tu conservalo se puoi dentro di te. Ci sono cose che spiegarti non so. Sono decisioni che capire tu non puoi. Vorrei poterti dire che è solo un attimo, ma poi lei tornerà per rimanere insieme a noi. E vorrei tanto dirti che se apri la porta trovi lei che è ritornata a restare qui con noi. Dai, cuore mio, adesso parlami di lei. Dimenticare non è facile, lo so. Sì, quell'amore che volevi non c'è più. Ma tu conservalo se puoi dentro di te. Ci sono cose che spiegarti io vorrei, ma sono cose che capire tu non sai. Vorrei davvero dirti che se apri la porta trovi lei che è già tornata per restare qui con noi. Invece solo qui con te
che mi tormenti sempre più. Tutte le volte che mi chiedi lei dov'è, tutte le volte che mi chiedi lei dov'è. Lei dov'è? Splendida questa canzone, prodotta dal Guardiano del Faro, signori, è Lei dov'è? Ma a cantare è il grandissimo Mario Rosini, anima jazz, è arrivato secondo a Sanremo nel 2004 e grande amico del Guardiano del Faro, che è tornato a suonare e anche a cantare, raramentissimo, ma nella sua ultima produzione c'è anche un pizzico della sua voce. Lo trovate facilmente su YouTube e sugli store digitali con un album recente, ma la notizia è che ne sta preparando uno nuovo e voi sarete i primi ad ascoltarlo. Eh già, perché Sammy Varin ha questo cordone ombelicale importante con gli artisti indipendenti sconosciuti ai più, ma di altissima qualità. Il Guardiano del Faro è quello che ha fatto musica con il suo strumento preferito, il Moog, tra gli anni 70 e gli anni 80, facendo un grandissimo successo. È stato una meteora, ma è rimasto nel cuore di molti di noi. 6 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno, Sammy Varin. Sì, stiamo distribuendo goulash qui in Bellerio, ragazzi, c'è la fila già fuori. Oh, mi raccomando, non vogliamo comunisti, no, ma certo, pace, fratelli, venite, comunisti, fascisti, ma non si capisce più niente, guarda, si è completamente fatta la confusione totale dopo Fiano. Sentiamo un po' di messaggini, dai, 340 6709 659, vediamo cosa ci scrivono i nostri ascoltatori. Buongiorno, sono fascisti europei, quelli che chiudono i conti correnti a Baldan, non toccate la Ursula e cosca mafiosa. PS, continuate a usare le carte per pagare, asini. Questo è cattivo. Senti anche il messaggio audio sul cursore. Sentiamo che dice. Buongiorno. Quella. Allora, Marco da Iseo. Voglio segnalare una piccola faccenda. In un paese che non nomino sono state rubate 4 biciclette a un signore e alla sua famiglia. Biciclette dal valore dai 20 ai 25 mila euro, tutte e 4. Visionato il ladro con la telecamera privata, viene fatta la denuncia ai carabinieri con la richiesta che vengano visualizzate le telecamere poste sulla strada provinciale per reperire il numero di targa del furgone. Orario serale, un paesetto dell'entroterra dove passeranno 4 macchine in tutta notte. Quindi non era una grande perdita di tempo, mentre invece i carabinieri hanno risposto che non hanno tempo da perdere. Allora la domanda è, come dice Carlo Cambi, la domanda è: carabinieri sono al servizio di chi? Punto di domanda. Prima domanda. Seconda domanda: come mai in tempo di Covid i carabinieri erano così zelanti a rincorrere persone che da sole in mezzo al prato, con la distanza di almeno 20 km dalla prima casa, passeggiava e utilizzavano droni, elicotteri, squadre speciali, Nox, CIS, tutte quelle menate lì per inseguire una persona che voleva solamente portare i suoi piedi in un posto isolato per starsene in pace e respirare aria pura? Quindi, Eccoli qua. tutelato oggi? Le persone per bene oneste o i delinquenti che se ne approfittano per fare gli affari loro a spese nostre? Eccolo Grazie. qua, abbiamo trovato il complottista, signori. Ne parliamo oggi alle 11:30, ragazzi. Vi presentiamo un libro che si intitola Le 12 civette di Juliette Evola e al centro del racconto c'è proprio un complottista paranoico ai tempi del Covid. Ragazzi, è assolutamente, la prefazione di questo libro è di Diego Fusaro
Paolo, e avremo in linea un pianista esoterico, stretto collaboratore dell'autrice del libro. Non dico nient'altro, se lo sapete, la gente banale io non la voglio qua, non la voglio, solo persone particolari. Come Graziella, anche Draghi odia Orbán, che io definisco l'unico in Europa degno di essere definito capo di Stato. Ci spieghi le trame e il bla bla di Draghi in Spagna? Grazie, Graziella. Sammy, ma come mai per Fiano tutte queste levate di scudi, mentre per Vannacci nella stessa università è stato impedito di entrare e nessuno se n'è risentito? È stata invocata nessuna censura da nessuno, o sbaglio? Caro Paolo. Beh, nel caso di Fiano, lui ha il padre, insomma, a Auschwitz deportato, tutte quelle cose, e quindi origini. È la Lagarde che non è capace di comprare al mercato, non ha chiesto lo sconto quantità, non ha contrattato con l'ortolano. Oh, siamo mica in Egitto qua, per forza, mica una massaia, scrive Marco da Milano. Sammy, respira, sei grande. La sinistra non sa che pesce pigliare. Grazie da Reggio Emilia, grazie, respiro. Franco Simone. Ciao Sammy, benissimo i contatti tra Salvini e Orbán. Poi, nella realtà, la Lega continua a sostenere la Meloni, che con i nostri soldi compra armi togliendoci sanità e previdenza. Bene il ponte di Messina, ma nella realtà le autostrade est-ovest e nord-sud sono intasate. Capisci perché siamo purtroppo passati dal 50% al quasi nulla di oggi? Capisco, sì. Il problema è che quando sei al governo non è che puoi andare al governo e fare tutto solo e soltanto per il nord. Lo diciamo alle varie leghette che nascono, facciamo il patto così. Sì, fai il patto con sto cazzo, capito? Cioè quando vai al governo, quando sei in un governo, devi occuparti di tutto quanto, a meno che, certo, facciamo la secessione, facciamo la Repubblica del Nord. Io sono il primo, ragazzi, a portare avanti questa cosa. Ci abbiamo già provato, abbiamo preso testate da tutti. Basta, grazie, portiamo avanti sicuramente l'autonomia, il federalismo, facendo squadra, se no non si va da nessuna parte. Prima di tutto c'è l'Europa che finché c'è, adesso si sta sfaldando pian piano, lasciala sfaldare, poi vediamo. Corrotti solo dalla Russia, ma se l'Europa politica è tutta corrotta, cominciando dalla von der Leyen, l'Ucraina per caso non ha corrotto nessuno con tutti i soldi che gli sono entrati in casa? Ma dai, Crosetto, ci torno molto bene all'incontro tra Salvini e Orban, scrive Battista, ma siete in tantissimi, dite la vostra, dai, 340 6709 659. Io vi ricordo questo articolo di Gabriella Cerami, Crosetto, allarme infiltrazioni, italiani insospettabili sono stati corrotti dalla Russia. È chiaro, questa cosa è su Repubblica, ma ne stanno parlando un po' tutti. Meloni minimizza, ma teme un malinteso con USA Europa, perché Salvini ha visto il premier ungherese e insomma Tajani non c'era. A Palazzo Chigi non vogliono che gli alleati pensino che il governo italiano abbia ballato le posizioni del Magiaro. Naturalmente anche qui Tommaso Ciriaco è tutto assolutamente da leggere su Repubblica, dico niente. A pagina 9 Budapest che attacca Repubblica, signori, sospendiamo le trasmissioni. Il centrosinistra dice inaccettabile. Il consigliere politico del primo ministro accusa il giornale Repubblica di avere manipolato l'intervista, ma i video lo smentiscono. E poi quelli di Repubblica, vi sembra gente che manipola? Ma dai, assolutamente no. Ancora giro la pagina. Oh, mi sa che oggi esco e compro Repubblica davvero. Wilders contro tutti. L'Olanda va al voto tra odio e instabilità. L'estremista di destra, nostro eroe chiaramente Wilders, è avanti nei sondaggi, ma nessuno vuole più governare con lui. Subito dietro la sinistra di Timmermans e i centristi, ragazzi. Paginone a pagina 16 di Repubblica per quello che accadrà in Olanda. Vince chi arriva secondo. Come? È il paradosso del voto anticipato che si tiene oggi nella sempre più instabile Olanda, le terze elezioni in 5 anni, con l'estrema destra di Geert Wilders di nuovo favorita dopo il trionfo del 2023, sebbene un ultimissimo sondaggio la dia ormai rimontata e alla pari con i due principali rivali. Con il populista anti-UE pro-Trump e anti-migranti, infatti, nessun grande partito vuole allearsi dopo che ha fatto fallire pretestuosamente a giugno il governo del tecnico
Scoff che sosteneva chiedendo misure antimigranti incostituzionali. Qua mi fermo, ragazzi, ma è tutto per voi questo articolo, comunque se ne parla anche su altri giornali, su Repubblica. Il motivo per cui oggi sto vendendo le pentole di Repubblica è perché sono arrivato poi a pagina 18. Guarda la foto, chi ci guarda in radiovisione, la foto Veneto con gli amici della Lega Giovani. Signori, Annalisa Cuzzo Crea su Repubblica intervista Stefani, è lui il candidato della Lega e del centrodestra per diventare presidente della regione Veneto. Cerco il dialogo, basta rabbia inutile, la Lega non è Vannacci, ok? Che mi sembra una cosa bellissima, siamo d'accordissimo su questo, la Lega è un tutto, la Lega e tante corde da far vibrare, la Lega è una comunicazione che deve sfiorare ognuno ed è per questo che c'è una radio, è per questo che ci sono interviste quotidiane, che ci sono personaggi diversi all'interno della Lega e anche tra i comunicatori della Lega. Ci sono io, c'è il nostro Cainarca, c'è Sallusti, c'è l'Antonino Danna, ci sono tanti altri comunicatori su questa radio, ognuno sfiora corde diverse. Vi sentite sfiorati? Io sì. Mio nonno era comunista, io con il fascismo non ho niente a che fare, come tutti i nostri militanti. Credo nel confronto leale. Zaia in lista un orgoglio. L'immigrazione regolare non è un problema, bisogna integrare o ti trovi una bomba sociale. Serve un ambientalismo nell'interesse dei cittadini. Ragazzi, Alberto Stefani, 32 anni, deputato e vice segretario della Lega e il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Veneto. Un'intervista che non potete non leggere. E questa me la lascio lì. Nel momento in cui sono un po' giù di morale, vado a leggermela. Molliamo Repubblica, ma non ne possiamo veramente più, ragazzi. E mentre voi dovete scrivere al 340-6709-659 il vostro commento, io vado sul quotidiano La Verità. Prodi, sì, tira i capelli pure alla Schlein. Il professore smonta tutti i luoghi comuni dei compagni. Il fondatore dell'Ulivo gela il salotto radical chic di Lilli Gruber. Non vedo alcun rischio per la democrazia nel nostro paese. Il problema è che non c'è alternativa alla Meloni perché non c'è proposta politica, ma io aggiungo non ci sono neanche i politici. Il centro-sinistra ha girato le spalle all'Italia, ragazzi. Romano Prodi che tira i capelli a Ellie Schlein, anzi di più le dà uno scapaccione come un tempo facevano gli insegnanti con gli allievi un po' duri di comprendonio. Tutto è successo nel salotto sinistrorso della radical chic. Lilli Gruber sulla 7, wow. Lagarde massaia, scopre il mercato e che la verdura è diventata cara. Eccola la foto della Lagarde al mercato di Firenze con Paolo Del Debbio. Questa è una sorta di appello alle istituzioni europee. Tenete la signora Christine Lagarde più lontana possibile dalla realtà e soprattutto dai mercati degli ambulanti e dai mercatini in generale. Sì, penso che adesso ci sono quelli di Natale, ragazzi. Ci fa paura. Che cosa potrebbe decidere dopo aver visto questa cosa? Rialza o abbassa i tassi? Ecco gli elementi della procura contro Sempio, siamo sempre sulla Verità. Gli atti del riesame sul caso di Garlasco, alla famiglia di Andrea ha contestato il possesso di materiali riservati, il ruolo dell'avvocato Soldani e i soldi per le carte, mentre Garofano a verbale scarica i legali sull'indagato. Chiaramente, se siete appassionati di questa cosa, non è assolutamente da perdere oggi il quotidiano La Verità. Ma io vado avanti perché, caro Fiano, il fascismo non c'entra. Quei violenti sono rossi, diciamolo, Fiano, che non gli hanno fatto parlare in università, non gliela perdonano, ma soprattutto non gliela perdoniamo noi, ragazzi miei. Cioè, Fiano paragonato a un qualunque leghista. L'esponente Dem e alcuni suoi compagni di partito denunciano lo squadrismo di coloro che hanno impedito il dibattito sulla Palestina a Venezia. Peccato che i censori fossero, per loro stessa ammissione, dei comunisti. Ne parla Francesco Borgonovo a pagina 2 del quotidiano La Verità. Persino nel racconto delle guerre di Gaza o dell'Ucraina sono al centro i nazi. L'ex deputato del PD fu a sua volta autore di proposte di legge dal
sapore liberticida. Signori, tutto ritorna a Pantarei, non parlare in bergamasco Semivarin, ma gira la pagina. Illegittime le grazie di Biden con l'autopen, ma soprattutto anche qui in taglio basso a pagina 11 sulla Verità, Olanda oggi al voto, destra favorita. Wilders, blocchiamo l'immigrazione. Indietro nei sondaggi i progressisti di Timmermans, il re, servono compromessi. E noi, naturalmente, facciamo il tifo. Indovinate per chi? La Verità, pagina 14, ci raccontano. Così vogliono sdoganare pure i Maranza. Ci mancava questa. Cos'è successo? Che negli ultimi anni sono usciti diversi libri, troppi libri, scritti ovviamente da attivisti e giornalisti progressisti, per parlare di questo fenomeno, i Maranza. C'è chi invoca una saldatura tra immigrati e sinistra e chi invece minimizza, riducendo tutto a fobia nei confronti degli stranieri. È interessante questo articolo di Matteo Carnielletto e io sarei qui proprio a proporvi di acquistare anche il quotidiano La Verità. Li chiamano barbari, puntano a creare un'alleanza solida per battere la destra, stanno coi propale, portano l'odio delle loro periferie nelle manifestazioni, signori. Intanto è boom di richieste d'asilo in Italia, ma oltre il 60% è stato rifiutato, capito? Piantedosi e Tajani vanno in Africa per rafforzare i legami politici e fermare gli sbarchi. Sì, l'importante è che non facciamo tutti questi corridoietti, sono umanitari, va bene, mi fanno un po' specie i corridoi, quelli studenteschi, capito? I palestinesi, tanta pena ragazzi per chi è stato sotto le bombe, per chi ha tutto distrutto, eccetera. No, cosa ne pensate voi? È razzismo questa cosa? 340670969. Non è che ci imbarchiamo gente strana, questi studenti, ti immagini, a scuola, già tutti di sinistra, a scuola con la kefia, tutti contenti. Basta. Dopo ritorno su un altro giornale di destra, anche perché c'è roba veramente buona. Adesso vi porto su Avvenire, che naturalmente è sempre ottimista, e titola La tregua spezzata, in bilico l'accordo anche se Vance minimizza, i militari israeliani puntano a estendere l'area controllata, Hamas spara a Rafah e restituisce un cadavere sbagliato, come il Negroni. Netanyahu ordina l'attacco, il grido di leone, basta accumuli di morte, distruzioni e guerra che non è mai santa. Questo è il titolo principale del quotidiano Avvenire, che io mollo subito perché vado sul Corriere. Raid su Gaza, tregua in bilico, titolo principale. Più in basso, si toglie il braccialetto elettronico e la massacra. Orrore a Verona, si erano riavvicinati, poi le coltellate. Ma tra i titoli c'è anche, dov'è Salvini? Non c'è Salvini, ma dai, c'è Fiano ai Propal, chiaramente le urla, lo shock, e poi ho visto il gesto della P38, Aldo Cazzurlo, intervista Fiano, no, stavo cercando Salvini, non lo vedo, scusa, neanche in taglio alto c'è il Napoli, giustizia, PD ANM all'ultimo attacco, l'Altolà di Nordio, travolge un 81enne indagato Martinez, portiere dell'Inter, e Salvini non c'è in prima pagina, però a pagina 3 c'è Fiano 5, pagina 5, che shock il gesto della P38, ma non potevo farmi mandare via, lo dovevo a mio padre, l'ex deputato e i Propal a Venezia, mi dicevano tu non devi parlare proprio. E dimmi se non è una cosa fascista questa. Vergognosamente fascista, ragazzi. L'università Ca' Foscari di Venezia, c'era un dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente organizzato dall'Associazione di Studenti Futura. Un gruppo di attivisti pro-Pal ha impedito a parlare Emanuele Fiano, ex deputato Dem e dal 2005 segretario dell'Associazione Sinistra per Israele, e chiaramente dovete studiarvi che cosa ha fatto e chi era il padre di Emanuele Fiano, e poi chiaramente capire che se non dici quello che vogliono loro in università, ma non solo lì, non ti fanno parlare che tu sia di destra o anche di sinistra. È incredibile. Crosetto, c'è anche Crosetto, che a pagina 6 dice: Crosetto e l'avanzata della Russia, Kiev non riavrà i territori persi, e questo è un virgolettato.
Un caso, aggiunge il Corriere, un caso le parole sugli italiani insospettabili corrotti da Mosca. Lui però specifica: sono frasi vecchie. È l'anticipazione di un concetto espresso da Guido Crosetto in un'intervista contenuta, indovinate dove? Non lo sapete, ma dai, nell'ultimo libro di Bruno Vespa, Finimondo, che per ore ha fatto scalpore nei palazzi della politica questa frase prima di una precisazione dello stesso ministro, perché il titolare della difesa ha lanciato l'allarme: persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia, ma non solo, anche la sua visione sulla guerra tra Russia e Ucraina fa rumore. Ragazzi, è il caso anche qua di approfondire. Io vi metto sul tavolo le cose, non pensate che perda tempo a leggervi articoli su articoli. Oh, il fiato è importante. A pagina 8 del Corriere, eccolo: Orbán vuole un'alleanza anti-Kiev con i sovranisti di Praga e Bratislava. Lodi del Cremlino alla nuova Visegrad. Von der Leyen, il piano sugli asset giuridicamente valido. Di spalla, oltre alla bella foto, chiaramente l'incontro tra il ministro Salvini e il premier ungherese Orbán al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di Roma, e l'amico Matteo a colloquio con Victor senza bandiera europea. Dall'Unione Europea politiche suicide, Salvini presto a Budapest, non finirà mica come con la Russia al Metropol. Tajani, posizioni individuali, niente bandiere europee per l'incontro Orbán-Salvini. Sul tavolino che ieri mattina separava i due leader sovranisti c'era la bandiera italiana, c'era la bandiera ungherese, non quella dell'Unione Europea, che pure sventola l'ingresso del Ministero dei Trasporti insieme al tricolore. Dopo Giorgia Meloni, il presidente ungherese Orbán ha incontrato l'amico Matteo al MIT, che per la prima volta nella sua storia ospita un capo di stato straniero. Tajani, sia pure senza bandiera, certamente l'Unione è stata al centro dei colloqui, da sempre più che cordiali, tra il vicepremier italiano e il presidente ungherese. Anzi, Salvini ha annunciato una sua visita a Budapest in tempi brevi, forse già prima di Natale o al massimo subito dopo. Nessuno esclude che Orbán possa essere l'ospite d'onore alla manifestazione che la Lega sta organizzando a Milano per il prossimo 14 febbraio. Non prendete impegni, l'avete segnato, il San Valentino, il giorno degli innamorati, si fa insieme con la Lega, quindi portate il vostro lui, la vostra lei, abbracciati e baciati, e andate alla manifestazione della Lega 14 febbraio. Qua mi fermo, ragazzi, ma c'è un paginone sul Corrierone con Marco Cremonesi che racconta l'incontro tra Salvini e Orbán. Di spalla, dicevo, il voto in Olanda, l'estremista Wilders avanti, le opposizioni fanno muro, Paolo Valentino, e naturalmente noi daremo buone notizie. Giro di nuovo la pagina, il PD e referendum, Schlein, non saremo noi a politicizzare la sfida, ma da Bettini a De Luca c'è chi è pronto a votare sì, ma soprattutto Prodi, eccolo qua, Prodi. Le dure critiche ai Dem, l'opposizione non è vista come una vera alternativa, il Nazareno spiazzato, il prof Elli, Orlando molto severo ma va ascoltato. Insomma, il centrosinistra non è in grado di ascoltare e interpretare quello che succede nella società. Per questo motivo l'opposizione non è percepita come alternativa. Si continua a dire che si deve costruire la coalizione, ma se non si costruisce in mezzo alla gente, ragazzi, è una mazzata mica da niente quella di Romano Prodi al PD. Alla vigilia di una nuova apparizione in TV, chi parla con Romano Prodi ribadisce che il senso del suo pensiero non cambia. Oggi sarà sul 9, ospite di wow, Massimo Giannini. Ed è facile immaginare che l'intervista si concentrerà con quanto già detto venerdì scorso, quando il professore è stato ospite del salotto televisivo di Libby Gruber, 8:30 sulla 7. E vedete che ogni tanto guardare questa cosa fa bene, ogni tanto. Da leggere questo mezzo paginone sul quotidiano Il Corriere, che parla però anche dell'ennesimo femminicidio. Mesi di urla e pestaggi, nonostante il braccialetto, poi uccide la compagna. Verona gli ha inferto un numero smisurato di coltellate, sì, perché le altre volte invece gli davano una spintarella per ucciderla. Ragazzi, hanno sempre fatto così. Ma che cavolo sta succedendo a questi braccialetti?
Le domande e le risposte, pagina 21. I salvavita non bastano perché spesso non scatta l'SOS. Il braccialetto dovrebbe essere un salvavita nei casi di violenza domestica, invece i malfunzionamenti si moltiplicano. Quali sono i problemi più frequenti? Sono diversi, dice l'esperto. Per esempio, il dispositivo non può funzionare se non c'è campo, si scarica in fretta. In alcuni casi l'allarme non parte. A volte le stesse vittime non lo ricaricano o lo spengono. E qua mi fermo, signori, ma se leggete le domande e le risposte, forse cambiamo fornitore, non è droga, no? Cambiamo spacciatore di braccialetti, oh signor piangem. Ultima segnalazione, poi c'è la pausa, ragazzi, e torno ai vostri messaggi tra pochissimo. Feltri, il grandissimo Feltri, se ne è parlato sui giornali di centrodestra ieri, ma oggi anche sul Corriere, a pagina 24, Feltri e il pugno al rapinatore. Aveva lo spray, l'ho steso. Il giornalista racconta l'aggressione sotto casa. Erano due, li ho sorpresi. A Milano, ho colpito di sinistro e agli uomini della scorta non ho detto nulla. Non volevo farne un caso. Grandissimo Feltri che si è difeso, e ne parlavamo prima con Francesco. Attenzione, sì, difendiamoci, ma attenzione a dove cade il ladro, il rapinatore, il violentatore. Fate in modo che se cade ci sia dietro un materasso, qualcosa, perché se si fa male sono cavoli vostri. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica torna a calare sul nostro paese, anche se non sono attesi fenomeni particolarmente importanti. Mattinata nubi in aumento soprattutto al nord-ovest e sul versante tirrenico, con isolata pioviggine, maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma qualche debole precipitazione potrà interessare ancora il nord-ovest e la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula Tegnardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ai ai ai,
sassolino nella scarpa hai, che mi fa tanto tanto male. Hai fatto il piede in su, il piede in giù, giro mi rigiro sempre Belzebù. Conto le stelle ad una hai, cerco di sorridere alla luna, hai, provo a fischiettare ed a cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal. Piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che stai qui. Ho un sassolino nella scarpa hai, che mi fa tanto tanto male. Hai fatto il piede in su, il piede in giù, giro mi rigiro sempre Belzebù. Piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che stai qui. Ho un sassolino nella scarpa hai, che mi fa tanto tanto male. Hai fatto il piede in su, il piede in giù, batto il piede, mi fa tanto tanto male. E togliamocelo questo sassolino, dai. Ho un sassolino nella scarpa, Se ce l'avete fatemi un messaggino, 340-6709-659. Si chiamano Fidanza Jazz Combo e hanno ripreso questa vecchia canzoncina di Natalino Otto, targata 1943. La scrisse Fernaldo Valci, poi Lucia Mannucci del quartetto Cetra, ma nel 2001 c'è anche una versione dance, sì, di NLH nel 2022 e poi ci sono i vostri sassolini, minimo, che potete tranquillamente togliervi dalle scarpe e tirarli dove volete, basta non addosso a me, inviando WhatsApp al 340-6709-659, perché Radio Libertà ogni mezz'ora legge i vostri messaggini. Basta sanzioni alla Russia, perché le sanzioni sono per noi. Bollette alle stelle, ci scrive l'Antonia. Meglio Vannacci che altri pagliacci. Interessante come claim, Glielo suggeriamo al generale. Se uno crede che dietro ai fatti ci sia una regia, è un complottista. Chi invece crede che tutto avvenga per caso, allora è un cretino. Ragazzi, oggi, ma io mi alzo, vado via, siete voi oggi gli editorialisti di questa radio. Con la scusa dei bambini malati verranno in Italia tutti i palestinesi. No, è che non sono solo i bambini malati, ci sono anche tanti studenti che giustamente vogliamo aiutare perché là è un casino studiare. Questi mi fanno più pensare, però sono io, sai, un po' prevenuto anche lavorare in questa radio, ragazzi. Se c'è gulas da tutte le parti, capisci? Cosa c'è scritto qua? C'è un monsignore che fa da tramite e non è contento, pensa di far venire qua anche un paese africano in guerra, che non ricordo il nome. È un nemico dell'Italia, tutto qui, tutti qui, e se avessimo bisogno di fuggire noi dove andiamo? Chi ci prende? Senti, io ho provato in Svizzera, ma niente, hanno detto che sono troppo terrone, penso un po'. Io, leghista celodurista, nato a Monza, andato a vivere a Cassano Magnago, la Betlemme della Lega, selezionata una moglie attentamente che fosse leghista lei, padre, madre e anche tutte le generazioni, signore. E mi ha dato del terrore, lo svizzero mi ha dato del terrore, che sono a neanche 10 chilometri dalla frontiera. Ancora Prodi è un anziano che è vissuto di politica, si è fatto un sacco di soldi nostri e cosa ha fatto per l'Italia? Un buco nell'acqua. Basta con questi personaggi triti e ritriti arricchiti. Ed è ancora lì che gira nei meandri di Montecitorio, non si accontentano mai, anche se sanno di aver fatto dei disastri immani. Vi vedo in forma, cari ascoltatori, allora vi meritate il quotidiano Il Giornale, che apre proprio con la guerra ibrida
Florida, italiani pagati da Mosca, poi Crosetto frena. La rivelazione nel libro di Vespa scatena la caccia al corrotto. Il ministro precisa, sono episodi passati. Aveva detto persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia. Parola di Guido Crosetto, ministro della difesa. Questa rivelazione, poi un po' circostanziata, si trova nel nuovo libro di Bruno Vespa, Finimondo. Ci deve essere almeno un motivo, uno, per comprare sto libro. Non siete molto originali se lo regalate. Magari è meglio aspettare le 11:30 che ne presentiamo uno questa mattina molto più interessante. Polemiche e domande su chi siano gli insospettabili corrotti da Mosca. Nordio che difende la riforma, nessun attentato alla carta, oggi sul Giornale. Hamas bluffa, Israele spara, salta la tregua. Sempre sul quotidiano Il Giornale, un po' più in basso, Fiano, dopo le contestazioni, non condivido questo PD che parla di genocidio a Gaza. Ora Borselli intervista Emanuele Fiano dopo la contestazione dei Propal di 2 sere fa all'Università di Venezia. Inizialmente il partito non parlava di genocidio a Gaza, ora usa questo termine che non condivido. Il capo BCE, se la Lagarde si indigna per i prezzi al mercato, e poi l'ex Dem Manconi, Ranucci, sanzione giusta. Prime crepe a sinistra. Ma andiamo da Luigi Mascheroni, il suo giù la maschera, perché siamo tutti fascisti. Emanuele Fiano, ex deputato PD e segretario dell'Associazione Sinistra per Israele, ha detto che gli attivisti del collettivo comunista che gli hanno impedito di parlare all'Università di Venezia sono dei fascisti. Cosa che ha irritato il presidente del Senato Ignazio La Russa, più volte accusato di nostalgie fasciste, secondo il quale definire fascisti i Propal è azzardato e non bisogna confonderli con i veri fascisti. Ad esempio, ci è venuto in mente quelli che l'altro giorno a Predapio hanno commemorato l'anniversario della marcia su Roma rendendo omaggio al duce con saluti romani e inni fascisti, più o meno le medesime cose fatte nelle stesse ore dai ragazzi, subito ribattezzati dai giornali Maranza fascisti, che hanno effettuato un raid in un liceo occupato di Genova disegnando svastiche e urlando viva il duce, Maranza che inneggiano a Mussolini. Però viviamo in tempi interessanti. E tutto questo mentre l'altra sera Lilli Gruber e Romano Prodi discutevano se il governo Meloni è fascista o solo autoritario. E ieri mattina i quotidiani si occupavano dell'anniversario della morte di Pasolini, il quale, per il Fatto Quotidiano, previde il nuovo fascismo, mentre per il Foglio, che intervistava Federico Mollicone, era un fascista ed è stata la sinistra a strumentalizzarlo, anche se molti, così ci ricordavamo, sostengono che non fu ucciso da un ragazzo di vita ma da un gruppo di neofascisti. Forse è vero, in Italia la democrazia non sta molto bene, ma il fascismo, almeno a parole, è informissima. Signori, questo è l'editoriale, certo, di Luigi Mascheroni giù la maschera, siamo tutti fascisti. Pagina 6 sul Giornale. Sicurezza sul lavoro. Il governo premia le aziende virtuose. Stanziati 900 milioni, arriva il badge di cantiere. Meloni, impegno mantenuto. Attenzione al ponte di Spalla, siamo a pagina 6, arriva Morelli tra un quarto d'ora. Si attende il parere prima dei lavori. Corte dei Conti, ultimo voto sul ponte. Ma più in basso l'operazione antimafia in Campania, i clandestini Italia col Click Day, sequestrati 2,3 milioni. Il sodalizio sfruttava il meccanismo del decreto flussi denunciato dalla Meloni. Paginone che non c'è su altri giornali, ve lo ricordo, siamo sul Giornale. Questa notizia c'è da tutte le parti, ognuno la interpreta in modo diverso. Il Giornale scrive: Lagarde va al mercato e si indigna per il caro prezzi. La visita della presidente BCE alle bancarelle di Firenze, la Coldiretti pensi ad abbassare il costo del denaro, ed è abbastanza normale come articolo, a differenza di altri. L'allarme rosso tra i Dem per la deriva estremista, pagina 10 del Giornale. Dopo gli attacchi Propal, sotto processo il radicalismo di Elli, la Picerno allo scoperto, ma soprattutto l'intervista di Oara Borselli a Emanuele Fiano. Il PD parla di genocidio, non condivido. Il dirigente Dem all'inizio non utilizzava questo termine, cresce
nasce l'antisemitismo. Emanuele Fiano, 62 anni, dirigente PD, ex parlamentare, figlio di un deportato ad Auschwitz. L'altro giorno oggetto di una durissima contestazione all'Università di Venezia da parte dei Propal. Signori, se volete interessati a questo argomento moltissimo per capire dove sono i fascisti e chi sono questi, perché qui c'è un gatto che si morde la coda, attenzione, li hanno voluti imbarcare, li hanno nutriti e adesso questi sono diventati cattivi, con una T sola, certo. Orbana Salvini, basta Green e studia un blocco anti-Kiev, piatto ricco micifico. Mi passi ancora un po' di goulash? Ok, è già finito. Orbana Salvini, un'ora di colloquio tra il leghista e il leader magiaro che sta lavorando a un asse con Praga e Bratislava contrario agli aiuti europei all'Ucraina. Scrive Federico De Feo, pagina 12 del quotidiano Il Giornale. Eccoli qua che si stringono le mani. La linea di politica estera la decidono la Premier e il sottoscritto, dice Tajani dall'Africa. Un'ora di colloquio affettuoso ma denso di significati politici. Matteo Salvini e Viktor Orbán si incontrano al Ministero delle Infrastrutture per un vertice che più che istituzionale ha il sapore di una riunione tra alleati. I due leader uniti nel gruppo europeo Patrioti per l'Europa riaffermano la sintonia su migrazione, sovranità, opposizione al Green Deal, definito da entrambi un errore strategico che indebolisce l'economia reale e le imprese. È sempre bello stare con un collega patriota, scrive Orbán su X. Siamo uniti nella difesa delle nostre nazioni e nella costruzione di un'Europa forte di stati sovrani. Parole che riassumono lo spirito dell'incontro, incentrato anche sul tema delle grandi opere. Salvini mostra Orbán il plastico del ponte sullo Stretto e lo invita all'avvio dei cantieri nel 2025, un progetto che suscita interesse e curiosità anche a livello internazionale, spiegano dallo staff del ministro. E poi, naturalmente, c'è tutto il resto, signori, e non potete che... Da dove posso cominciare? Il legame tra i due non è nuovo, sono a metà dell'articolo. Lo scorso marzo Orbán consegnò a Salvini il premio Uniadi per la difesa dei valori europei e contro l'immigrazione clandestina. Vi ricordate? In un video al congresso della Lega lo definì un eroe che difende i confini. Un'intesa rinsaldata a Pontida. E a Madrid c'eravamo anche noi, nelle convention dei patrioti europei, insieme a Marine Le Pen, Geert Wilders, Santiago Abascal. Da anni Salvini e Orbán condividono la stessa battaglia contro l'immigrazione illegale e la centralizzazione di Bruxelles. L'incontro romano accende il dibattito politico. L'Unione Europea è fondamentale, va rafforzata, ricorda Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Ma lo facciamo sindaco qui a Milano, Lupi? Orbán persegue legittimamente l'interesse del suo paese, ma le sue posizioni non sono quelle del centrodestra italiano. Più dura la segretaria del PD Schlein, che parla di viaggio dai contorni preoccupanti, chiedendo al governo Meloni di difendere i valori europei e la libertà di stampa. Proprio i media sono finiti al centro di una coda velenosa con il governo ungherese che ha attaccato la Repubblica, accusandola di avere manipolato un'intervista al Premier, fake news per screditare chi sostiene la pace, scrive su X Balazs Orbán, consulente politico ma non parente del leader ungherese, mentre Repubblica, abbiamo sentito prima, replica: non prendiamo lezioni di giornalismo da nessuno. E certo, loro sono i più bravi, noi siamo gli ignoranti. E poi ci sono gli insospettabili corrotti da Mosca. Pagina 13 anche sul Giornale, ma poi Crosetto fa marcia indietro. Perché bisogna venderlo sto libro di Vespa, ragazzi, e ormai la gente è un po' stanca, c'ha tutta libreria con i libri di Vespa. La rivelazione del ministro sul libro di Vespa, riflessioni del passato, e certamente se vi interessa noi andiamo avanti. Pagina 15, siamo ancora sul Giornale. L'uragano Melissa sui Caraibi, i rischi sono inimmaginabili. L'allarme con venti fino a 300 km l'ora coinvolge 1,5 milioni di persone. Questo ed altro sul quotidiano Il Giornale. Stanno arrivando tanti WhatsApp al 340 6709 659. Chiaro, oggi è il giorno giusto, è il giorno giusto per dire la vostra su qualunque argomento. Prodi ha svenduto l'Italia, ma va. Prodi chiedi scusa per averci impoverito.
facendoci abbandonare la lira per entrare nell'euro senza chiedercelo, Silvio da Torino. E insomma sì, vedo che siete abbastanza svegli. Quando succedono queste cose, gli ascoltatori alzano la testa e dicono: cavolo, però, ma questi sono gli unici che dicono queste cose. Noi di Radio Libertà, grazie a chi ci sostiene, grazie a chi sta andando e me lo segnala sul sito radiolibertà.net, clicca sostienici e poi abbonati e ci dà una mano anche con 5, 10, 50 euro, perché questa radio vive grazie a voi. Sono sul quotidiano La Stampa? Me lo chiedo, dici, ma sei davvero lì? Certo che siamo sul quotidiano La Stampa. Ancora Orban in visita da Salvini, serve un blocco anti-Kiev, il leghista dice Europa suicida. In taglio basso Crosetto che ha detto italiani insospettabili sono stati corrotti dalla Russia, ma non si sa nulla di più. E poi siamo sulla Stampa, naturalmente a pagina 9 c'è l'analisi di Flavia Perina, il caos di Viktor. Il premier ungherese ha usato Roma per prendersi la scena e delegittimare la linea di Meloni. Così si è accreditato come interlocutore del sovranismo e unico mediatore tra Trump e Putin. Capito come la vede la Perina? Arriva dal vecchio amico Viktor Orbán l'atto di delegittimazione più esplicito e bruciante che Giorgia Meloni ha dovuto subire nei suoi 3 anni da premier. E chiaramente anche questo è un articolo che non deve mancare nella vostra lettura, perché ci fa capire anche che cosa pensano i colleghi giornalisti di sinistra, signori. Insomma, noi abbiamo il nostro pensiero, come dico io, la verità sta nel mezzo, ma qui a volte si sogna un po' troppo. Fabbriche senza operai, colossi del petrolio in vendita, l'economia russa allo sbando. Questa volta è Anna Zafesova che fa la sua analisi a pagina 10 del quotidiano La Stampa. Lukoil apre alle offerte per gli asset all'estero dopo le sanzioni americane, l'industria d'auto di Togliatti lavora solo 4 giorni, a Mosca vive la grande crisi. L'appello di Zelensky all'Unione Europea: sostegno per 2 o 3 anni. L'auspicio che gli USA convincano la Cina a ridurre gli affari con Mosca. Altro articolo interessante. Ma pagina 21, eccola qua la paura che scorre sul quotidiano La Stampa, perché anche se fate finta di niente ogni tanto dite la verità che tossite e allora siete malati di clima. Decessi legati al caldo aumentati del 23% in 30 anni. In Italia 7.400 vittime per la rivista Lancet, livelli record per 12 indicatori sanitari globali su 20, signori. Siamo malati di clima. No, non si racconta da vaccini, da qualcosa che è andato storto. No. Signori, whatsappate, vi vedo 340 6709 659. Io corro sul quotidiano Libero che oggi apre con: dove stanno oggi i razzisti, comunisti e antisemiti. Il Dem Fiano zittito all'Università di Venezia, il PD parla di fascismo e squadrismo, per non dire che sono stati ragazzi di sinistra. Dagli ebrei accuse a Schlein e Conte. Fuori i sionisti dalle università. Eccolo qua lo striscione degli studenti pro-PAL che hanno interrotto l'incontro dibattito con Emanuele Fiano all'Università Ca' Foscari di Firenze. Daniele Capezzone commenta Prodi, lo dice perfino lui. Prodi ammette nessun allarme democratico. E poi prezzi aumentati, Lagarde al mercato finalmente scopre che si paga troppo, signori. È il nostro direttore, quello di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, in prima pagina con il suo commento al mercato della Lagarde. Anche Banca Italia smonta l'allarme dazi. Panetta ottimista, ma c'è chi critica Meloni, pure il taglio delle tasse.
chiaramente, signori, è bello potente oggi il quotidiano Il Giornale, e soprattutto per l'editoriale di Giovanni Sallusti è Lagarde al mercato. Ci deve essere assolutamente sul vostro tavolo di cucina prima di pranzo. Solidarietà stentata a Fiano, nessuna autocritica, la sinistra si nasconde, scrive Libero. L'ex parlamentare PD aggredito dai compagni, silenzio da parte di 5 Stelle e AVS. E in quell'aula mi hanno fatto il gesto della P38. La comunità ebraica chiama in causa Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Fausto Carioti oggi sul quotidiano Libero. La matrice è rossa, ma i progressisti parlano di fascismo. I violenti? Chiamiamoli col loro nome. I Dem lanciano l'allarme sul ritorno al passato e accusano gli squadristi sedicenti comunisti. Vietato dire chi sono, scrive Alberto Busacca oggi sul Libero. E intanto Fratelli d'Italia è al 31%. Ecco i 5 motivi per cui il premier Meloni continua a crescere. Giorgia pubblica sui social i dati positivi sul lavoro e SVG certifica l'ennesimo balzo in avanti di Fratelli d'Italia. Dalla solidità della coalizione ai limiti di un'opposizione lacerata, ecco tutte le ragioni del successo della destra. Sondaggi record, ma come vi dicevo ragazzi miei è una giostra la politica, per Fratelli d'Italia. Ma il bello, dico ancora io, è essere in squadra. Se non sei in squadra, non fai nulla. Salis va a festeggiare la nuova occupazione. Evviva! Domani a Bologna Andrea Valle ci segnala, l'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis va a festeggiare la nuova occupazione illegale di Bologna. Lo annuncia la stessa madrina degli abusivi in un post sui social network con cui dà appuntamento a tutti a domani. E per me è un grande piacere e un onore recarmi a Bologna per visitare la nuova occupazione abitativa di un edificio vuoto, portata avanti da centinaia di persone senza casa che hanno deciso di organizzarsi anziché stare in strada. Sì, l'hanno fatto vedere ieri, mi pare sulla stampa, non ho osato farvelo vedere, ma si sono messi tutti insieme, decine e decine, con tanti figli, ci devono essere i minori, e sono tutti insieme a vivere insieme. Pure Prodi infilza Schlein e smonta la Gruber sull'allarme democratico. Spopola l'intervento dell'ex premier alla 7. Prima critica la cozzaglia guidata da Elli dicendo: la sinistra ha voltato le spalle all'Italia, oggi non c'è un'alternativa a Giorgia. Poi delude Lilli dicendo: la Repubblica non è a rischio. Ragazzi, oggi Libero è vostro, alzate il culo e andate a comprarlo, anche perché vi snocciola i 20 motivi per fare il ponte sullo stretto. Pagina 9 di Libero, perché oggi si riunisce la Corte dei Conti per il via libera finale. Dall'impatto economico a quello sociale e ambientale. Ecco perché l'opera cambierà l'economia del nostro paese. Ne parla oggi a pagina 9 di Libero Fabio Rubini, raccontando i 20 motivi per cui il ponte sullo stretto sa da fare. Anche qui in taglio basso, intesa Salvini-Orban sulle priorità europee. I due hanno parlato di immigrazione e geopolitica, il vice premier dice incontro affettuoso, e ancora sul Libero, già finanziate 500 unità, il bando lombardo per le case al ceto medio. Regione Lombardia appoggia enti privati per ristrutturare abitazioni a canone calmierato per chi ha un reddito fino a 40.000 euro. Lo sapete, la problematica di tanti alloggi sfitti che poi la Salis vuole occupare e che vanno però adeguati, ristrutturati alle varie leggi, che sono tantine anche, e quindi adesso diamo in mano anche ad enti privati la ristrutturazione di queste abitazioni che saranno poi date a canone calmierato. Giro la pagina, c'è ancora qualcosa dal quotidiano Libero, sembra incredibile ragazzi, ma c'è anche questo. La crudeltà con la scusa della festa, lo sapete, si avvicina Halloween, per noi è la notte delle zucche. Oggi a mezzogiorno vi leggerò un po' di appuntamenti da non scordare per Halloween, ma anche per i prossimi weekend. Crudeltà
con la scusa della festa, arriva la notte delle streghe, invasati a caccia di gatti neri, e io ne ho 3 a casa. Assolutamente, gli metto il braccialetto elettronico. Per Halloween va di moda scimmiottare i luoghi comuni horror e le associazioni animaliste denunciano ci sono fanatici che usano i felini per simulare riti magici. Se ne parla oggi a pagina 18 del quotidiano Libero. Un'ultima segnalazione che riguarda la musica, pagina 27, lo amiamo, minimo, può avere tutti i gusti sessuali che vuoi, ma noi lo amiamo, Ivan Cattaneo. Ecco il mio testamento artistico. Il cantante pubblica un CD con una nuova canzone, inediti, ma anche un romanzo, quadri, poesie. Trasgredire, fare stare giovani, voglio stupire. Chiaramente, caro Ivan, il tuo pezzo nuovo sarà in programmazione su questa radio. Dal 24 novembre esce nelle sale un film su Rino Gaetano. Rino Gaetano che è stato dimenticato negli anni dopo la morte, poi c'è stato un revival, l'abbiamo riscoperto, non solo Gianna in un te reggae più, ma anche Mio fratello e figlio unico, anche pezzi molto difficili da trasmettere e che negli anni 70-80 non trasmettavamo, attenzione, ora li trasmettiamo. Vedremo se sarà la stessa cosa per Fabrizio De André, perché i pezzi difficili di De André, sì, vanno sulla Rai magari alle 6 del mattino, ma sulle radio commerciali è molto raro. Rino Gaetano rivive al cinema, nelle sale arriva un film documento. Occhio al cinema, perché questo è interessante. E infine, dal 31 ottobre a Bologna, De Gregori torna sul palco per i 50 anni di Rimmel. Ci fermiamo, c'è la pausa musicale, ma non scappate via, perché tra pochissimo commentiamo le notizie di questi ultimi giorni con il sottosegretario Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
però buona, nelle pause musicali con Sergei Komenko. Questa è Road Mini Symphony. La musica può farsi filosofia, introspezione, luce, un lavoro orchestrale di grande spessore che porta l'ascoltatore in un mondo sospeso tra intimità e universalità. Siete sospesi? Restate lì che arriva il senatore Morelli. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Sì, mi passi ancora un po' di goulash, ne stiamo distribuendo in redazione. Oh, è arrivato il senatore Morelli, buongiorno! Buongiorno a te Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un piacere trovare il senatore Alessandro Morelli quest'oggi perché sono tante notizie da commentare. Prima fra tutte, chiaramente, tutta mattina che scherzo sul fatto che ci è arrivato goulash, ma non sappiamo da dove sia arrivato. Goulash è una specialità ungherese, ma guarda un po', si scherza sull'incontro Salvini-Orban, che è veramente su tutti i giornali, e visto che tu sei giornalista come me e più di me, sentiamo un tuo parere, anche magari se hai sbirciato la rassegna stampa, su come viene presentato e su quali sono le paure della Meloni, perché anche la Meloni dice oh cavolo adesso cosa succede, di Tajani che dall'Africa dice veramente toccherebbe a me fare il ministro degli esteri. Che cosa sta succedendo? Robe gravi, Morelli, immagino. Sì, Tajani si è svegliato male questa mattina perché ha visto su tutti i giornali campeggiare appunto le relazioni riguardo all'incontro tra Salvini e Orban. Chiaramente Orban da premier, da presidente dell'Ungheria ha incontrato Giorgia Meloni doverosamente, ma per la prima volta penso nella storia è avvenuto questo incontro al Ministero delle Infrastrutture con il vice premier Matteo Salvini e appunto un capo di governo europeo. E la ragione è molto semplice e Tajani and company, insomma, chi ha qualche critica da sollevare se ne deve pur fare una ragione, perché dobbiamo sottolineare e ricordare la oramai storica amicizia tra i partiti di Orban e di Salvini, e dunque un incontro che è stato un incontro politico nel quale peraltro Salvini ha colto l'occasione di far risaltare ad Orban l'importanza della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che chiaramente non in quanto ponte, punto, scusate il gioco di parole, ma in quanto infrastruttura strategica per l'Europa. E a proposito di ponte, sono sul quotidiano Libero, pagina 9, oggi si riunisce la Corte dei Conti per il via libera finale e Fabio Rubini ci scrive i 20 motivi per fare il ponte sullo stretto, dall'impatto economico a quello sociale e ambientale. Ecco perché l'opera cambierà l'economia del nostro paese. Cosa potrebbe accadere quest'oggi? Ma intanto che cosa sta accadendo? Perché ormai il conto alla rovescia inizia a essere agli sgoccioli, siamo sotto i 100 giorni che mancano. Cavolo, l'altro giorno il giornale ha scritto che saranno le prime Olimpiadi diffuse, con impianti distribuiti su un'area di 22 km quadrati. Le infrastrutture delle Olimpiadi saranno l'eredità che lasceremo ai nostri figli. Questa frase, anche questa molto importante. Le Olimpiadi di chi crede nei territori, nell'autonomia, nei popoli, ha detto il presidente della Lombardia Fontana. Che cosa può accadere quest'oggi, Alessandro? Allora, sono due gli appuntamenti odierni. C'è diciamo legata all'argomento che abbiamo già toccato, la Corte dei Conti oggi definirà le sue posizioni riguardo alla delibera che abbiamo approvato agli inizi di agosto riguardo proprio al ponte. E infine oggi ci sono i 100 giorni, festeggiamo in questi giorni i 100 giorni legati alle Olimpiadi invernali. Stiamo iniziando a entrare nello spirito olimpico. Avrai visto facendo rassegna stampa che praticamente su tutti i giornali i principali sponsor e partner della
delle Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina stanno promuovendo attraverso le loro pubblicità appunto la loro adesione sostanziale alle Olimpiadi e dall'altra parte anche chiaramente alla partecipazione a questa grande manifestazione. Una manifestazione che, come ricordavi, è la manifestazione, punto, perché queste sono Olimpiadi storiche, perché per la prima volta nella storia dei giochi le Olimpiadi saranno Olimpiadi diffuse, quindi non un'unica sede, ma numerose sedi che partono da Livigno e arrivano fino ad Anterselva, fino a Bolzano, alla provincia autonoma di Bolzano. Quindi stiamo parlando di numerose amministrazioni, numerosi territori che vengono toccati dalle Olimpiadi, una manifestazione che permetterà a tutti questi territori di avere una vetrina mondiale. Ricordo che sono attesi 2 miliardi di televisori accesi su tutte le Olimpiadi. E noi naturalmente non vorremmo disturbare gli amici di sinistra, ci ascoltano pure quelli, ma leggo che sono già più di 7.500 le candidature in soli 3 giorni, sono le primissime assunzioni, quindi ci si candida per essere assunti per lavorare per le Olimpiadi, quindi un indotto importantissimo. Da un lato ci sono questi numeri legati alle Olimpiadi, dall'altro ci sono quelli altrettanto, i numeri più o meno sono simili, infatti io li conoscevo quelli legati al ponte, basta che andare sul sito di WeBuild per mettersi a disposizione le competenze necessarie per la realizzazione di quell'infrastruttura faraonica e le competenze legate all'ottenimento del miglior risultato possibile per le Olimpiadi invernali sono competenze le più svariate inimmaginabili, perché passiamo chiaramente dal fronte puramente ingegneristico e delle costruzioni, edile, eccetera, fino al marketing, alla capacità di promozione sui social media, insomma c'è veramente tutto il mondo a disposizione dei nostri giovani, delle persone che si vogliono mettere in gioco e che vogliono partecipare a 2 delle occasioni storiche che chiaramente fanno parte e faranno parte della storia della penisola. Tornando alla rassegna stampa di quest'oggi, non è passata inosservata la Lagarde che va al mercato e si indigna per il caro prezzi, scrive oggi il quotidiano Il Giornale. La visita della presidente BCE alle bancarelle di Firenze e la Coldiretti con Prandini. Ma Prandini lo candidiamo poi o no? Pensi ad abbassare il costo del denaro, e fa una paura la Lagarde che va al mercato, adesso è andata a casa, chissà cosa gli verrà in mente di fare. Morelli. Sì, esattamente quello che insomma noi diciamo da tanto tempo, cercando di far ritornare questi personaggi insomma sul pianeta Terra. Mi ha ricordato nella mia esperienza da giovane assessore le presenze dell'allora sindaco Moratti nei mercati, ma venendo a quanto sta avvenendo in queste ore, Lagarde forse non si è accorta che non solo c'è tutto il tema di quanto la Banca Centrale Europea possa fare per migliorare la situazione dei conti delle famiglie e delle imprese, soprattutto delle famiglie con maggiori difficoltà e delle piccole e medie imprese, ma dall'altra parte anche quanto l'Europa ha fatto e sta facendo a danno di queste categorie sociali ed economiche. Sottolineo come ieri, partecipando a una trasmissione televisiva su Sky, ho ampiamente discusso con un esponente del PD, una parlamentare europea del PD, sottolineando come il dumping che le aziende cinesi cinesi e comunque dell'Asia stanno facendo nei confronti delle nostre imprese è un danno che va a detrimento di tutto il mercato italiano e soprattutto colpisce
le famiglie con maggiori difficoltà, meno abbienti. Quando ho detto bisognerebbe evitare che ci fosse tutto questo fast fashion, perché parlavamo di moda, fast fashion che chiaramente viene prodotto con insomma delle regole di mercato, del lavoro, ambientali totalmente diverse rispetto a quelle italiane, quella mi dice vabbè, ma non tutti, lei fa un ragionamento, una famiglia di 3 figli mica può comprare come può comprare suo figlio una camicia come crede lei. Allora attenzione, a causa delle politiche anche del PD, comunque dell'Europa, siamo arrivati in questa situazione purtroppo, ma ho sottolineato come quindi l'esponente del PD accetti che insomma della sinistra europea ci dica che le famiglie meno abbienti per loro sia diciamo ragionevole relegarle ad essere costrette a comprare, in questo caso parlavamo di vestiti, ma poi ho allargato a giocattoli, a qualunque tipo di prodotto che non ha gli stessi standard di sicurezza che noi possiamo certificare in Europa. Proprio adesso, Sammy, stavo guardando il Corriere.it e la signora Gabbanelli, che insomma spesso fa delle indagini molto interessanti, ci racconta che la Cina, anzi è proprio partito, come lo sentirai, la Cina in pochi anni è diventata la leader per quanto riguarda tutto il settore del green. Qua dice, e riporto, che la metà delle auto elettriche, quindi il 50%, arriva dalla Cina, il 60% delle turbine eoliche arriva dalla Cina, l'80% dei pannelli solari venduti nel mondo arriva dalla Cina. Ma la stessa Gabbanelli scrive che l'altra faccia della medaglia sono i lavori forzati e l'utilizzo del carbone. Carbone, sottolineo, che l'anno scorso è stato utilizzato in Cina come se non ci fosse un domani, tanto che hanno superato tutti i record storici di consumo di carbone. Dunque, tornando al ragionamento da cui ero partito, alla sinistra europea va bene riempirci di auto elettriche perché vogliono il bando del motore endotermico entro il 2035, che significa, in soldoni, comprare solo auto elettriche, nessun'altra possibilità. Riempirci di turbine eoliche e pannelli solari, che sono, come sappiamo, diciamo una delle facce delle medaglie della green economy, che proprio la sinistra mondiale globalizzatrice ci ha costretto da un certo punto di vista, o comunque ci sta imponendo di utilizzare, fregandosene che in Cina questi vengono prodotti, e lo scrive la signora Gabbanelli, con lavori forzati e carbone. Quindi noi facciamo con buon cuore, diciamo, miglioreremo il mondo mettendo 2 pannelli solari sul tetto, dall'altra parte quei pannelli solari erano prodotti a carbone, schiavizzando la gente. Beh, se questa è la sinistra che rappresenta i valori sociali, etici, i diritti e quant'altro, capiamo perché a Sesto San Giovanni vince la Lega, nei comuni che erano di estrema sinistra la Lega ottiene dei solidi risultati. Insomma, capiamo tutti perfettamente che oramai gli italiani non hanno più l'anello al naso. Ripetete con me, von der Leyen rinsavisci, e piace molto comunque questo comportamento della Lega, anche se giustamente i nostri ascoltatori poi scrivono, però ci vorrebbero risultati, anche questo incontro con Orban molto molto importante, suggestivo per chi non era lì comunque ad ascoltare, e certamente la voglia di cambiare questa Europa dall'interno prima che diventi un gelato sciolto. Intanto però c'è Fiano su tutti i giornali. Fiano censurato all'università Ca' Foscari dai fascisti, che però erano rossi. È un cortocircuito che qualcuno non ci vuole raccontare bene. Pagina 5 oggi del Corriere: che shock il gesto della P38, ma non potevo farmi mandare via, lo dovevo a mio padre. Tu sicuramente conosci Emanuele Fiano, conosci il suo passato, il passato di suo padre. Che comportamento c'è stato in questa università? Beh, chiaramente il lasciare fuori
un ebreo, perché stiamo parlando di un cittadino italiano, milanese, di religione ebraica, in quanto ebreo, e impedirgli di esprimere le proprie valutazioni democraticamente in un ateneo è un fatto di una gravità assoluta, che la stessa sinistra in qualche maniera sta cercando di abbassare, sulla quale sta cercando di abbassare i toni, ed è una cosa di una gravità assoluta. È inutile che diciamo, perché è pleonastico, se fosse avvenuto a parti invertite, figuratevi che cosa sarebbe successo. Ci sarebbero lì davanti colleghi giornalisti, telegiornali, la NATO, la CNN, tutti quanti a palesare il pericolo fascista. Ma il pericolo fascista c'è, in quanto questi personaggi ci impediscono di attuare la nostra, semplicemente il nostro diritto. Il diritto democratico di esprimere le nostre posizioni. Vi sottolineo e vi ricordo come purtroppo anche nell'ultima campagna elettorale a Salvini abbiano cercato di impedire di tenere un comizio, ma a suon di spranghe, a suon di mattoni, a suon di sassi e sanpietrini lanciati, con chiaramente scontri con la polizia, poliziotti che evidentemente non c'entrano nulla. Detto tutto questo, il pericolo del fascismo esiste, perché i fascisti sono questi fascisti rossi che ci stanno impedendo di attuare con serenità la nostra azione democratica e politica. Veri e propri fascisti, che tu sia di destra o di sinistra, non ti fanno parlare, perché è importante solo quello che dicono loro. Stanno arrivando tanti WhatsApp al 340-6709-659 con domande per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Chi si meraviglia per il trattamento riservato a Fiano? Ci siamo dimenticati che Ratzinger, grande studioso, dovette rinunciare a tenere una lezione inaugurale alla Sapienza di Roma nel 2008 a causa delle proteste di studenti e docenti. Il clima di tensione spinse il Papa, allora Benedetto XVI, a declinare l'invito. E io ti aggiungo questo, a proposito di università: all'Università di Catanzaro è stata ospitata una moschea, col permesso e con l'aiuto di Allah. Cosa sta succedendo? Noi dobbiamo rimanere scandalizzati da questi fatti, però dobbiamo anche reagire, perché Sammy, qui a Radio Libertà voi siete una voce letteralmente fuori dal coro rispetto a quanto avviene in giro sui media italiani. Date delle notizie che sono sicuramente a volte notizie scomode, ma dobbiamo sottolineare come di fronte a certe azioni ci debba essere una reazione democratica, pacifica, ma è inaccettabile che determinate realtà, determinate istituzioni diano spazio a altre realtà che sono lontane dalla nostra cultura, lontane dalla nostra tradizione, lontane dalla nostra concezione dei diritti. Fiano però dice: le urla shock, poi ho visto il gesto della P38, non potevo farmi mandare via. E mi dicevano, dice Fiano, tu non devi parlare proprio. Ora, io conosco Fiano, lo conosco molto bene, ora io lo difendo in maniera chiara, senza se e senza ma. Però quando alla Lega succedevano le stesse cose in piazza a Milano, quando questi fascisti rossi cercavano di impedirci di tenere le nostre manifestazioni anni fa, Fiano da che parte stava? Punto di domanda. Io non so se stesse dalla nostra o dalla loro. Sicuramente stava zitto, che è una cosa di una gravità assoluta, perché dal mio punto di vista significa essere complici. Ora dunque, a Fiano, lo ribadisco, la nostra totale solidarietà. Certo, quando capitava alla Lega, raramente dalle parti del PD, degli esponenti che oggi si indignano rispetto a quanto sta succedendo, e quando succede ancora alla Lega, non vedo le stesse reazioni. WhatsApp: è cambiato anche il fascismo, è diventato rosso, ma poi qualcuno ci ricorda la notizia che ha avuto gli onori anche della televisione, signori. Prima campeggiava solo su qualche giornale non di centrosinistra, ieri qualche televisione ci ha fatto il servizio. Picchiata
perché non indossa il velo. Aggressione shock alle porte di Milano e pare che questa signora con la figlia piccola sia dovuta scappare al gazebo della Lega a chiedere aiuto. Cosa sta succedendo anche in questo caso, Morelli? Noi purtroppo stiamo vedendo un aumento di casi come questi, semplicemente perché anche grazie al lavoro di alcuni media come i nostri, il tentativo di uscire da situazioni di emarginazione inizia ad esserci da parte di migliaia di donne. Certo non è la maggioranza, certo la stragrande maggioranza delle donne musulmane vengono schiacciate da questa terribile situazione. Però rimane il punto sul quale noi non dobbiamo assolutamente fare nessun tipo di passo indietro. Noi possiamo accogliere chi desidera integrarsi, non possiamo essere favorevoli all'accoglienza di persone, gruppi, famiglie che ritengono di voler trasferire il terzo mondo qui, perché se importiamo il terzo mondo, diventiamo il terzo mondo, cosa che assolutamente per i nostri figli, ma anche per i loro figli, noi non vogliamo. E dunque per questa ragione la Lega nei prossimi mesi presenterà anche delle norme di riforma per quanto riguarda tutto il tema dell'immigrazione, perché a questo punto è evidente che dei passi avanti su questo devono essere fatti. Assolutamente sì, va bene i corridoi umanitari, va bene gli studenti palestinesi, è giusto, diamogli una mano, eccetera, ma stiamo attenti a non importare anche i guardiani della rivoluzione. Ancora una manciata di minuti con Alessandro Morelli, più veloce, che scrive al 3406709 la domanda per Alessandro, io gliela leggo come ai bei tempi di Semaforo Verde, la trasmissione che hai condotto per tanti anni qui proprio all'inizio della tua carriera radiofonica a Radio Libertà, poi sei diventato direttore di Un grande maestro. Radio Padania e abbiamo fatto una bella controinformazione. Mi ricordo poi svegliando anche tante testate, non so se ti rammenti, alle 6 del mattino ho fatto venire quelli di La 7 a fare un servizio qui nei nostri studi, perché la mia trasmissione a quell'ora diceva cose particolari, ecco, per cui li ho fatti svegliare alle 4 del mattino e sono arrivati con la troupe per fare il servizio a Radio Padania Libera, incredibile. Senti, torniamo alle brutte notizie, perché qui c'è anche preoccupazione che forse ci sia qualcosa che non va, che bisogna migliorare. Parliamo di femminicidi, l'ultimo avvenuto ieri, mesi di urla e pestaggi, nonostante il braccialetto elettronico, poi uccide la compagna, scrive oggi il Corriere, e tra le domande e le risposte che il Corriere ti mette spesso in pagina e si parla di questi salvavita, di questi braccialetti elettronici che non funzionano, non bastano, scrive più gentile il Corriere, perché spesso non scatta l'SOS. Forse bisogna veramente reagire, perché non è la prima volta che ci fanno di tutto con questi braccialetti, li smontano, li tolgono, se non c'è campo non funziona il braccialetto elettronico, certo. E questi poi fanno il cacchio che vogliono, se la vogliono ammazzare l'ammazzano. Chiaramente è una realtà gravissima sulla quale sono certo che il Ministero della Giustizia farà la doverosa luce. Ci saranno degli approfondimenti, delle indagini legate proprio a una situazione totalmente incresciosa. Verso questi delinquenti non ci deve essere alcuna pietà. È evidente che chi ritiene di poter possedere un'altra persona, perché di questo poi stiamo parlando, chiaramente semplifico in maniera radiofonica il tema, non può avere nessun tipo di accoglienza da nessuna parte, magari un aiuto, un sostegno se il caso è clinico, ma dall'altra parte ci deve essere la massima protezione nei confronti della parte debole della barricata. Quindi noi stiamo comunque lavorando anche su questi temi. È chiaro che il Codice Rosso ha introdotto
una normativa che è stata una normativa innovativa a livello mondiale, le difficoltà di seguire i numerosi casi di questo genere chiaramente complicano la situazione, ma evidentemente ogni singolo caso merita di essere non solo attenzionato, ma in realtà come quelle che hai descritto assolutamente denunciato e risolto per evitare che altri fatti del genere possano avvenire. Assolutamente sì, e la parola d'ordine è sempre quella: denunciamo, 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 anche se costa fatica, fastidio, perdi tempo, eccetera, magari e devi ripartire subito per un viaggio, ok, però denunciamo, altrimenti poi qualcuno dice: ma no, le denunce sono in diminuzione, è una cosa percepita. Meglio andarsene. Sottosegretario, è stato un piacere. Alessandro Morelli, ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie Sammy e buon ascolto a tutti. Avete ascoltato l'Italia da fare.